Lo sanno anche i bambini. Penelope nel mito di Omero è una moglie che attende suo marito Ulisse per ben 20 anni, cucendo e scucendo la celebre tela. Ma è anche colei che regge da sola, fatto assolutamente unico nell'antichità, un'isola e respinge le nuove nozze a cui sarebbe stata naturalmente destinata in assenza del marito, e riesce a farlo per almeno 20 anni. È una figura che non esce mai dal suo palazzo, ma nello stesso tempo tiene sotto controllo l'isola. Alessandra Sarchi è una dei curatori della mostra dedicata a Penelope, che fino al 6 luglio sarà visitabile al Museo Archeologico Nazionale Martà. 50 opere provenienti da musei e fondazioni italiane ed estere, tra pittura, archeologia, scultura, cinema, incisioni, che dialogano con circa 40 reperti archeologici del museo, come i piombetti da telaio esposti per la prima volta. La mostra non racconta solo una donna in attesa dell'eroe, ma un'eroina che usa il tempo perso come arma di resistenza. Il telaio è il filo conduttore del percorso espositivo, raccontato in vasi, statue, dipinti attraverso la creta, ma anche la plastica, il legno e la vernice, come nell'opera di Maria Lai. Quella celebrata nella mostra del Martà è una Penelope sopravvissuta a Omero e al suo Ulisse, ed è lei questa volta a viaggiare nello spazio e nel tempo attraverso l'arte che le è stata dedicata. Per questo nelle 4 sezioni della mostra, oltre all'iconografia che vuole Penelope ferma sul telaio e in attesa del marito, splende la Penelope sfidante che tiene a bada oltre 100 uomini, i proci, che la pretendono in sposa. Per l'altro curatore della mostra, Claudio Franzoni, Penelope ha molto da raccontare anche all'uomo di oggi. Per quanto riguarda i pezzi, per un curatore è difficile scegliere, perché per noi sono tutti bellissimi, ma certamente il vaso di Chiusi, in cui proprio si fissa un'iconografia, un'immagine di Penelope che durerà nel tempo, è uno dei vasi più belli. C'è Telemaco, c'è il figlio in piedi vicino a lei, c'è lei seduta con questo atteggiamento di dolore, di pianto, e dietro c'è appunto la famosa, la mitica tela. Per la verità noi siamo abituati a associare in maniera strettissima la tela a Penelope, in realtà Penelope è molto altro.